censure, ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda L'Avvocato risponde. Buonasera a tutti signori, amici di Radio Libertà, siamo in diretta ancora una volta. Io ritorno dopo un paio di settimane di break, forse 2, non mi ricordo, sto invecchiando. Da parte a me c'è la dottoressa oggi con me che segue la puntata, la dottoressa Carola Zanaboni, dottore commercialista di Milano, partner dello studio Count for Tax, SRL, STP SRL, tra l'altro anche mia amica, oltre che collega. Siamo qua con voi, vogliamo dedicare la puntata di oggi, non so se avete già visto magari qualche preview sui canali social, a un po' di argomenti interessanti, crediamo, perché innanzitutto c'è, diciamo così, prossima la manovra che verrà approvata da parte del governo con importanti novità di natura fiscale. Tra queste molto probabilmente ci sarà un'apertura ancora sulla rottamazione delle cartelle, e c'è già ci sono anche altre importanti novità che diciamo così interessano titolari di partita IVA, aziende, e quindi cerchiamo di insieme a voi affrontare questi temi. Ma prima di questo vorrei ricordarvi il numero di telefono per intervenire. Potete farlo su qualsiasi argomento, non solo su quelli che trattiamo oggi, ma potete farci domande che esulano anche dal tema di oggi, purché in ambito giuridico o comunque inerenti a quello di cui tratta il diritto, allo 02 92 74 7222. Potete anche scriverci su WhatsApp e potete anche mandarci una mail all'avvocato risponde, che adesso dopo vi mando bene l'indirizzo perché non ce l'ho sotto mano, ma è una mail che a breve vi trasmetto. Niente, questa è la premessa. Io passerei subito alla puntata di oggi insieme alla dottoressa Carola. Allora, ciao oggi Max, innanzitutto grazie di avermi invitata. Grazie a te di essere venuta. Innanzitutto, Carola, oggi è la prima puntata, ma Sì. vedrai che sarà una chiacchierata, come piace a me, e cerchiamo di usare anche un linguaggio che sia fruibile a tutti, perché io dico sempre, abbiamo un paese con il sistema fiscale forse uno dei più difficili e difficoltosi al mondo, quindi comprendo che è difficile poter trasmettere, ma cercheremo di essere, diciamo così, il più facili possibile da comprendere. Allora, Carola, qual è la novità importante che tra l'altro abbiamo preparato poco fa la puntata, ma proprio in queste ore, che è stata approvata? C'è una proroga importante, Sì. No, del versamento. A te Allora, la palla. Innanzitutto, grazie di avermi invitata. E la proroga importante riguarda, innanzitutto è stato depositato al Senato l'emendamento al testo di conversione del decreto legislativo 155/2024 che riguarda la proroga del secondo acconto. Ricordiamo a tutti, per chi appunto ci sta ascoltando, che parliamo di versamento di imposte. Nel nostro sistema fiscale vi è previsto sostanzialmente un versamento a giugno che prevede il saldo di quanto appunto sui redditi dell'anno precedente, un primo acconto e un secondo acconto, la cui scadenza naturale invece è in questi giorni, il 30 di novembre. 30 che è proroga poi al 2, no? Sì, Perché il 30 cos'è, esatto, sabato, perché domenica. è festivo e quindi prorogato al 2 dicembre. E con questo emendamento depositato al Senato, sostanzialmente come l'anno scorso, viene prorogata la possibilità di versare l'acconto invece con delle scadenze più dilazionate. Quindi Ecco, diciamo un attimo, caro, c'è un tetto di fatturato per poter usare questo limite, innanzitutto no? Andiamo a capire a chi ci stiamo rivolgendo a persone fisiche titolari di partita IVA, ma con un limite dei ricavi. Qual è questo limite? Sono i 170.000 E euro. come si calcolano, giusto per, cioè è il totale del fatturato? Sì, è il reddito prodotto, quindi noi andremo a guardare sull'RN piuttosto che l'LM se si tratta di regimi forfettari. Il tetto è 170.000 euro e il fisco appunto prevede la possibilità di prorogare il versamento del secondo acconto in un'unica soluzione entro il 16 gennaio 2025. Quindi nel nuovo anno, diciamo, anziché adesso. Quindi una proroga non di tanti giorni, però c'è la rateazione anche. Sì, sì, come l'anno scorso è stata prevista la possibilità anche di versare in 5 rate con scadenza dal 16 gennaio invece al 16 maggio. Quindi ogni mese. Quindi praticamente, giusto per epilogare, il secondo acconto che si è sempre versato in maniera, tranne l'anno scorso, tassativa in unica tranche. Esatto. Allora dovete sapere che il nostro sistema fiscale, dato che oltre che essere massacrati di tasse
abbiamo anche questa ulteriore incombenza, perché mentre il primo acconto si può rateizzare, il secondo acconto Non no. si può. Questa è la assurdità, passatemi il termine, del nostro sistema fiscale, perché è inconcepibile. Tra l'altro il secondo acconto è sempre stato in misura comunque equo, comunque anche al 50-60%, poi è cambiata la percentuale, insomma di importo rilevantissimo sia per aziende che per persone fisiche, quindi Esatto. è un'uscita di cassa che ha sempre impattato in maniera... Impattato tanto. Quindi questa volta è l'unica volta che c'è un'apertura, Sì. no, su questo. Quindi 5 rate, giusto? 5 rate. 5 ecco, gli interessi Gli si calcolano? interessi sì, Pure gli interessi. sì, pure gli interessi. Se invece optiamo per un'unica soluzione entro il 16 gennaio, a quel punto invece non devono essere versati. Ricordiamo che cosa riguarda però, riguarda solamente le imposte IRPEF, quindi Ok. l'imposta sul Quindi reddito no delle aziende, persone no aziende. fisico, no, sul fisico, poi l'imposta sostitutiva per chi? Per quelli che adottano un regime di vantaggio o invece regime forfettario. Che è il classico 15% di tasso o 5%, no? Per chi... Esatto. Poi, riguarda anche la cedolare secca e tutte le imposte invece che caratterizzano il quadro RW, quindi i redditi prodotti all'estero, l'IVIE Ok. e l'IVAFE. E quindi praticamente rimane escluso chi non ha un reddito da partita IVA, giusto? Da partita Questo IVA, è un ma po' per anche far le capire. società di capitali, Ok, società di persone, società di capitali ricordiamo ok, SRL, ok, SSPA, ok. società di persone, ma anche le società, ad esempio SRL, che adottano un regime di trasparenza fiscale. Ok, perfetto. Quindi Okay? c'è una deroga. Intanto devo ringraziare l'avvocato Collovati che non ci segue da casa, ha visto Ah, che ero un po' in defiance prima con la mail e tac, mi ha mandato subito, subito? cioè, Ecco qua. avvocato Collovati è il mio angelo custode. Allora, l'avvocato Ah, risponde @direttissimo.com. Quindi l'avvocato risponde @direttissimo.com per tutti i quesiti di cui magari siete timidi, non volete telefonare, scriveteci, oppure telefonateci allo 0292 94 7222 e potete parlarci in diretta e ci fate tante belle domandine. Torniamo alla... ricordiamo anche che Sì, l'obbligo prego Carlo. appunto di versamento del secondo acconto deve superare i 52 € e questo dove lo leggiamo? Nel quadro ARN a rigo 2024, no, Perfetto. oppure se si tratta invece di regime forfettario ci spostiamo sul quadro Ah sì, ALM dipende, perché al i redditi 42 ulteriore. se Allora, ulteriore. dovete sapere che non è che stiamo giocando a risico, ma è la verità, cioè la dichiarazione dei redditi si compone di n quadri, che evitiamo di dire oggi, ma ogni quadro ha una fattispecie. Nel quadro RN c'è il riepilogo d'imposta, nel quadro RE generalmente quello dei compensi Reddito. per le partite IVA, e mentre negli altri ci sono i redditi diversi e tutto. Quindi in base a quello si calcola il famoso fatturato. Se siamo forfettari facciamo solo l'LM, Ecco, i quindi i forfettari... nostri i forfettari leggeranno Che poi, l'obbligo scusa del caro, sul versamento. forfettario, no, parliamo un attimo Sì. del forfettario, perché qua mi interessa, cioè tutti che magari chiedono, no, cioè è più conveniente il forfettario o l'ordinario? Beh, Possiamo lì dire un attimo, dipende. cioè, cercare a grandi Sì. linee, di dire un suggerimento magari a chi ci ascolta che magari vuole aprire la partita IVA, non sa se aprire l'ordinario o il Beh, semplificato. allora Che succede? iniziamo col dire che il regime forfettario è nato per agevolare comunque quella che è l'imprenditoria giovanile, che comunque deve sostenere dei costi di startup, però sono comunque minimali Minimale. rispetto ai costi invece sostenuti. La valutazione deve essere effettuata non solo tenendo conto dei ricavi, ma anche dei costi, perché poi da lì parte tutto il mondo della deducibilità, degli oneri e quant'altro. Quindi se io sono una partita IVA che già di default so che dovrò affrontare spese per l'affitto Brava, dell'ufficio, brava, piuttosto che brava. l'acquisto di PC e quant'altro, devo un attimino valutare, perché nel regime forfettario c'è una detrazione, appunto, una deducibilità che è Ecco, caro, forfettaria. scusami, è importante in questo caso, suggeriamo a tutti, cioè evitate il metodo fai da te, come diciamo sempre noi, cioè andate Assolutamente, da un consulente, assolutamente, cioè magari spendete assolutamente. la consulenza, ma la consulenza non è che è guadagnata con gli interessi, perché poi vi fanno fare le scelte giuste, no? Assolutamente, Questa anche scel perché sono Prego. scelte poi personalizzate, nel senso adesso si usa molto il termine tailor made, Vero, quindi brava. è Calzata. calzata sul tipologia di attività, sulla tipologia E di nello persona. studio, caro la vostro nostro Nostro. diciamo, facciamo questo Noi anche, no, facciamo possiamo dire questo. anche le attività, no, che cioè una di queste è proprio quella di customizzare o comunque di Certo. in base, perché giustamente Carlo ha detto una cosa sacrosanta, cioè non è che 'sta partita IVA tu vai da, ragioniere e dici: "Apro la partita IVA, apro la partita IVA". No, apro la partita IVA, ma poi seguono tutta una serie di domande, esattamente come diceva Carlo: "Che fatturato vorrai avere?
che spese Che ti spese. aspetti che vorrei avere. È un po' come il Che tipo discorso di attività poi vado a brava, svolgere, perché cioè un'attività di consulenza, quindi un'attività di servizio è diverso da un commercio. brava. Se apro un'attività che, prevede appunto il commercio, sicuramente avrò dei costi già più alti rispetto a chi invece fa mera consulenza aziendale. Esatto, e poi scusa caro, anche prima discutevamo, prima di fare la diretta, anche in tema di responsabilità, Ah, no, quello magari più che assolutamente. forfettario ordinario con società, no, Società, quando apri la società, ti sei risposto da solo, ma ripetiamolo ancora, cioè sì. la scelta tra società e partita IVA non è banale, No, no, non è banale perché dipende innanzitutto la prima diciamo il primo step è inquadrare il tipo di business che noi intendiamo svolgere, quindi l'attività che andiamo a svolgere. Andiamo a verificare quelli che sono poi i nostri, diciamo, volumi di affari previsti per primo triennio sarebbe ottimo e a quel punto poi decidiamo anche se, svolgere l'attività come persona fisica con partita IVA o con società, perché chiaramente cambia anche poi il rischio fiscale, nel senso che la società sappiamo che, scherma di più. scherma di più e poi c'è tutto un tema anche non parliamo poi dell'aspetto contributivo Aspetto previdenziale, anche contributivo, lì perché è da poi dopo, valutare, no, non giusto? parliamo solamente di imposte indirette come l'IVA, di Mh. imposte dirette come IRPEF, IRES, IRAP, ma anche poi tutto l'aspetto previdenziale, quindi dell'INPS. Tanto Infatti scusate scusa ricordiamo sì, anzi che nella proroga scusa. sono esclusi tutti i Ecco. contributi previdenziali, assistenziali e Importante l'INAIL. questo, cioè voglio dire, Esatto. no, diciamolo a gran ancora più, semplicemente caro questa cosa qua, per Sì. dillo pure tu. Allora, noi che cos'è che possiamo prorogare? Ecco, Possiamo prorogare le imposte, eh, imposte quindi tipo IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, piuttosto che quelle che derivano dal quadro RW, quindi per i sì. redditi prodotti all'estero. No, ma quell'aspetto previdenziale a me Mentre interessa. l'aspetto previdenziale, assistenziale e INAIL non è oggetto di Cioè proroga, quindi quindi va versato. I contributi INPS gli Esatto, i vogliono, contributi INPS vanno alla scadenza naturale del 30 novembre, essendo festivo 2 dicembre tassativo, senza possibilità di rateazione o comunque di proroga al 2025. questo è importante. E Intanto questo è su importante ed è anche un po' penalizzante, eh perché beh, comunque, direi di sì. ci si trova di fronte a tante Cioè, partite allora, per IVA. riepilogare abbiamo un sistema fiscale che prevede delle ovviamente, sistema progressivo previsto in Costituzione, va bene, tranne il forfettario che è il 15% o il 5, ma oltre a questo c'è una tassazione, indiretta o comunque chiamiamola diretta relativa ai contributi previdenziali, sono tasse anche quelle, quindi cioè sebbene poi costruiscano una pensione, però sono un importo finanziario che devi Assolutamente, cioè questo è un assolutamente, aspetto fondamentale. Quindi assolutamente. cioè l'aliquota fiscale nostra, si alza, perché vanno considerati anche a volte c'è la polemica di considerare o no, l'aspetto previdenziale. Io lo considererei. Ah Cosa sì, pensi anche ca perché molto spesso ci si trova di fronte a contribuenti che magari a livello di IRPEF sono a credito, però devono brava. comunque versare a livello Perché c'è un contributivo, quindi minimale, c'è un giusto? minimale che è di circa 18.000 C'è euro, follia. certo, al di sopra del quale io devo calcolare il delta, Certo. quindi, al di In sopra del que ed è da minimale. questo intanto saluto io perché io sono anche su TikTok ragazzi, sembra ormai io sono molto tecnologico. Sono in diretta su TikTok e Molto. saluto i miei spettatori. No, dicevo, c'è un aspetto però rilevante Carola che volevo dirti, quello riguardante la scelta tra società e persona fisica. Cioè per eludere, ma non mi piace il termine eludere perché no, per No, evitare la contribuzione INPS in modo lecito, perché non stiamo assolutamente dicendo in maniera ci sono assolutamente. delle Sì, strategie fiscali più che assolutamente. corrette. Per esempio quella di mettere una società di capitali al posto del Ah socio, no, a volte certo, noi lo abbiamo una adottato, società di capitali al posto del socio, oppure appunto perché per così non hai il problema socio amministratore, che è amministratore, quello che crea tantissimi perché problemi, signor ricordiamo che il socio, quindi amministratore, deve poi versare, all'INPS quindi 2 casse, cioè 2 casse, quella follia. della gestione separata e quella della gestione artigiani e commercianti, quindi è Signori una doppia signori contribuzione. fatevi assistere, fatevi consigliare, perché non andate da chi vi fa pagare meno in termini di consulenza, andate da uno, non dico di fiducia, di cui voi vi fidate, ma deve essere una persona che ha dimestichezza di queste cose, perché basta una scelta, esempio socio amministratore, bello, socio unico amministratore, no, poi c'è Eh l'aspetto no, previdenziale e sono certo. mazzate, ma veramente mazzate, perché ci sono casse che, sono 2 possono essere, 2 casse previdenziali, quindi Assolutamente, quello noi di solito appunto in studio facciamo ecco, un primo incontro conoscitivo per la brava. valutazione della tipologia del cliente, del tipo di attività che intende svolgere, per capire poi dove indirizzarlo e come Perché per meglio. esempio guarda scusa, da questo mi apri il fianco a un'ulteriore domanda, cioè la classica società SRL, socio unico e amministratore unico, non è che piace tanto in questo No, momento, perché effettivamente c'hai un sacco di
pro, ma un sacco di Di contro contro, anche. Contro sono assolutamente, questi. Cioè, certo. se non hai dipendenti, scusate, ancora rettifico, una SRL, che è lo schermo, una delle società che vediamo più spesso, che però ha 1000 insidie, ovvero che tecnicamente è semplice, ma non lo è. Semplice anche per l'apertura, perché alla Brava. fine ci vogliono Socio quanti? unico e 4 amministratore giorni? unico. Ah, contentissimo, ho fatto la società socio unico e Faccio amministratore. tutto io. Poi dopo, esatto, poi però 3 mesi dopo devi pagare INPS 2 casse, Assolutamente. tasse, IRES e IRAP, perché comunque la società l'IRAP la devi pagare. Non hai dipendenti, allora in quel caso no. No, O società semplice o semplice, partita IVA, cioè partita IVA appunto. e poi dipende che tipo di attività fai, no Carla, Sì, perché o però altrimenti si cambia l'assetto societario, quindi il socio unico non persona fisica, ma come ci siam come detti ci siam società di capitali. quindi cioè ragazzi, purtroppo abbiamo un sistema fiscale che, sulla carta queste scelte potrebbero essere semplici. Io vedo tutti, no, anche su internet, mi piace andare là: "Sì, apriamo la partita IVA in 5 minuti." Sì, va bene, ma chiaro, è vero No, questo? Cioè sì, nel senso che volendo Carla questo è vero. È una trasmissione telematica e noi lo sappiam bene, ci si ecco, mette un quarto d'ora. forse in un quarto d'ora uno ha la partita Sì, IVA, sì, però una sì. volta che ce l'hai poi ce E poi ce l'hai. l'hai. Cioè non è Poi che ce l'hai, il fisco lo sa. ecco, brava. Quindi, cioè, allora, valutiamo con calma, anche perché le cose di fretta spesse volte portano quasi sicuramente sempre all'errore. Invece ponderare le scelte vuol Step dire by step. step by step, quindi, step by step. Io scusa caro, sul discorso rottamazione c'è qualche novità in Sì, allora sul particolare? discorso rottamazione sostanzialmente è stato invece bocciato l'emendamento che prevedeva la rottamazione quinques, quindi quella sorta di definizione agevolata che era il proseguio della rottamazione quarter e che prevedeva così una definizione agevolata per tutte le cartelle dal 2000 al 2023. Diciamo che, è stato l'hanno ritenuta per ora comunque inammissibile, prevedeva la possibilità di versare con 120 rate, però Mh. hanno dato la possibilità di rottamare che cosa? Le cartelle che sono esattoriali, quindi che riguardano non solo appunto le imposte, ma anche, erario, quindi previdenza e anche, non so, debiti che si hanno verso i comuni, ricevute quando? Dal luglio del 2022, quindi primo luglio Ah, 2022 ah, al ah, 31 dicembre ah, 2023. ah. Sostanzialmente, come la definizione agevolata, si prevede la possibilità di, aderire attraverso la compilazione di una domanda poi che dovrà essere inviata entro Telematicamente, telematicamente telematicamente. aprile 25. Il 10% dell'importo dovuto viene richiesto subito in prime 2 Ah, rate, ah. mentre le altre 18 in 5 Più o anni. meno la metodologia è sempre la stessa, Sì, no, la che è metodologia è sempre adottata. la stessa, però non hanno aperto sostanzialmente quella che è la finestra più grande dal 2000 al 2023, mentre l'hanno concentrata sulle cartelle esattoriali dal 1° luglio 2022 al Qui 31 quindi dicembre quelle 2023. abbastanza recenti, Quelle diciamo, recenti, per evitare esatto. che ovviamente venisse utilizzato in maniera un pochettino, Sì, no, anche perché non c'erano, diciamo, abbastanza credo fondi a questo punti esatto, esatto. disponibili per E poter scusa Carla, in generale supportare. come avviene? Cioè, quando è che "salta" tra virgolette la procedura? Quante rate com'è il Quante discor rate dipende? dipende, sì. Oppure sono Sì, sì, 2 no, o no, 1 no, mi la sembra che siano 2 di 2 fila? di fila non si Anche lì però possono. ecco, anche lì cioè è cambiata 1000 volte ragazzi, cioè diventa difficile perché allora, è sempre stato prima ai tempi d'oro d'oro mica tanto, ai Sì, tempi era addirittura 1, cioè bastava che tu sì, sal bastava. poi è passato a 2. Poi adesso mi sembra che sian 3 anche non consecutive, quindi insomma bisogna comunque avere la massima attenzione, perché quando si fa la rottamazione, Sì. cioè la regola è cercare di pagare, perché se no Comunque al momento diciamo che il provvedimento è in discussione, sapremo ne avremo appunto certezza con la è conversione della possibile legge che deve essere conversione convertito che arriverà il probabilmente il 18. 31 dicembre, Sì, cioè infatti in realtà entro il 18 dicembre, poi vediamo se e il scusa Carlo, termine viene invece sul discorso rispettato. INPS dicono che probabilmente ci sarà qualcosa anche sull'INPS, la possibilità di Di rottamare anche lì, rottamare anche lì. perché anche lì Vediamo, perché sicuramente sono cartelle poi appunto diverse, nel brava, senso noi abbiamo diciamo questa cartelle cosa. erariali che sono i debiti d'imposta che si hanno verso l'erario, poi abbiamo cartelle invece che riguardano debiti contributivi e quindi quelli verso l'INPS e poi anche altri debiti, non so, che possiamo avere verso comuni. Quindi, Certo. all'interno sostanzialmente della nostra area agenzia di riscossione Ecco, è spieghiamo bene questa perché cosa. Agenzia delle Entrate Prima è era la Equitalia, no, Equitalia, vi ricordate Equitalia, Equitalia quando era la cartella bianca e Equitalia. blu?
È cambiato anche Equitalia. il colore adesso, non è neanche più Esatto, esatto. Agenzia della riscossione, sostanzialmente con il proprio quindi SPID il contribuente può accedere all'interno dell'agenzia della riscossione, accreditandosi come cittadino Certo. e troverà diciamo un flag, un'area sul sua posizione debitoria e viene sostanzialmente c'è la possibilità di fare il download proprio di quello che è il suo estratto debitorio, Certo. dove si vedono le cartelle. Quindi diciamo che ciascuno di voi, amici, questo è un'attività che potete fare Sì, è un tranquillamente check che voi, non c'è bisogno di andare dal commercialista. Entrate con lo SPID o con la smart card, la carta elettronica. Sì. SPID è quello che ormai hanno tutti. Entrate dentro, entrate sulla posizione debitoria personale e da lì Agenzia della riscossione, posizione debitoria personale, estratto conto E debitorio. banalmente, caro, lì si possono fare anche le richieste, per esempio, di rateazione Sì. online? E come Sì. avviene? Sempre uguale? Sempre Cioè uguale, io vado a diciamo a mettere il flag sulla cartella, per cui decido Ah. di pagare un'unica soluzione o a rate, mi viene proposta il massimo delle rate Ammissibili. dopodiché procedo. Viene stampato sostanzialmente una sorta di MAV che io posso poi anche bollettino. Arriva comodamente già il bollettino. sì, ho il mollettino che posso comodamente, Sì. nel senso che per Perché pagare io e la dottoressa c'è Zanaboni, sempre insomma, siamo giovani, però abbiamo anche vissuto gli anni in cui andavamo fisicamente. fisicamente. Cioè La maggior parte dei clienti diciamo che mi sento predilige il ho mal alla medico testa, se ci il penso. metodo di dare direttamente poi MAV alla banca, in modo Certo. tale che Che non gli l'addebito sia saltano i diretto. pagamenti, certo. Esatto. Però magari può essere il caso che uno non ha fondi, allora lì deve valutare magari No, poverino, se è situazioni in cui però ecco, diciamo che Esatto. ecco, da questo punto di vista mi sento di dire, che l'Agenzia delle Entrate ha fatto passi importanti Sì. dal punto di vista tecnologico, perché oggettivamente e finalmente tantissime procedure sono quasi tutte online, anche i certificati, no, caro, Sì, sì. si Son può chiedere tutti tutto, no, sì, diciamo che nella parte dell'Agenzia delle Entrate, quella che, ormai è nota a tutti, cassetto fiscale, sostanzialmente c'è quella che è la vita, il vissuto fiscale del contribuente e da lì posso andare a verificare, quello che ho Intanto c'è un versato. amico che ci scrive: "Caro, Ah. noi artigiani sappiamo benissimo di che si parla". Qua avete la Esatto. cassa commercianti, La cassa artigiani commercianti che prevede, ricordiamo, anche il versamento di quelli che sono i contributi previdenziali fissi 4 volte l'anno, certo. maggio, agosto, novembre e febbraio. Sul delta invece, quindi superato un determinato reddito che supera i 18.000 devo, C'è una bella pagare domandina, cara, questa la sai. vediamo. Allora, io ho una domanda: quali vantaggi, ma quali obblighi ho ad aprire una startup e una SRL? So che sulle startup tu sei forte. Sì, sulla startup allora Startup non abbiam innanzitutto parlato, innovativa, no, interessante esatto. dire Beh, allora qualcosa. innanzitutto la startup non è una società, ma è una qualifica della società che viene costituita sotto forma di SRL. Innanzitutto gli obblighi sono quelli di avere quello che è un progetto innovativo, perché Certo, chiaramente è fondamentale. fondamentale, deve Perché a esservi volte vengono innovazione voglio tecnologica. aprire una startup innovativa, ho capito, ma se non è un progetto innovativo non Esatto, cioè deve essere innovativa, ma non solamente nel codice Ateco, ma nella brava. sostanza, anche perché poi nel momento in cui la società si trova nei 120 giorni, quindi ad Certo, aprile, se no più certo. nel termine più lungo a giugno, a Sì. depositare il bilancio, dovrà effettuare un'ulteriore pratica, che è quella che è la conferma dei requisiti di Ecco. startup. E come la fai 'sta pratica, La caro? pratica la fai sempre Cioè in però camera di Camera di commercio, commercio, dove tu Commercio. dichiari che hai fatto determinati hai determinato quei requisiti. Sostanzialmente Ricordiamo a grandi linee nei quali sono. primi anni, negli anni in cui io sono startup e Ecco, nei 5 anni, sentite bene. sostanzialmente devo andare quindi a confermare che ho investito in attività innovativa, quindi non Certo. so, ricerca, sviluppo, e quant'altro, almeno il 15% del maggiore di che cosa? O del volume di produzione Ah. o del costo di produzione, dipende qual è il maggiore Quindi dei non è 2. banale il 15%, Esatto, cioè devi esatto, capite, per avere i esatto, requisiti loro vogliono sapere anche giustamente se tu hai investito, perché se non esatto. investi in ricerca e sviluppo evidentemente non hai la In possibilità di alternativa posso anche decidere di essere depositaria di un brevetto, ad anche esempio, brevetto, beh sì, interessante. oppure invece all'interno della mia società sostanzialmente, assumere dipendenti che hanno una qualifica Ecco,
Ecco, c'è ancora quello, sapevo che era okay. No, no, c'è Quindi ancora. se tu assumi dei dipendenti che hanno una Sì, poi qualifica. hanno una percentuale, cioè sul tot dei dipendenti una certa percentuale deve essere in possesso di laurea magistrale e quant'altro, dipende poi che tipo di E non attività si si voglia paga il svolgere. diritto alla Camera di Commercio, caro? No, Com'è il non disco si paga il okay. diritto camerale, che anche quello è un'ulteriore scadenza prevista però per giugno, Okay, quindi perché noi a giugno paghiamo tutto. giusto. Paghiamo che cosa? Paghiamo Cioè le quali sono imposte. allora Carola, domani Sì. domani c'è il giorno della blacklist. No, Esatto. blacklist, scusa, blacklist è Black no, Black Friday. Black Friday. Blacklist Domani è speriamo di Black no. Friday, invece per i contribuenti quando Sì. è invece il venerdì nero? È il 30 giugno Il che 30 no, cioè, no, giugno spariamoci e fine novembre, e c'è fine questa novembre, poi appunto a seconda che è festivo o meno ci però sono le adesso, deduzioni. giustamente, perché loro non sanno più come pigliare i nostri Esatto. soldi, ormai le scadenze sono quasi tutti i mesi, perché Sì, cioè perché tra tra F24, ritenute, ricordiamo IVA. che anche C'è un'altra il cosa che scade adesso, imposta l'acconto di bollo, IVA anche. sì, e poi vabbè l'imposta di bollo. L'imposta di Bollo bollo. trimestrale, il 27 l'IVA. L'acconto IVA, che è un'altra cosa che esce fuori i soldi, perché tu stai anticipando un acconto per poi il saldo che ci sarà a marzo. Esatto. Quindi tu escono fuori i soldi in base all'anno prima, sempre. Sì, Questo allora se maligno utilizziamo il metodo storico che è dobbiamo quello che basarci utilizzano sempre tutti. altrimenti possiamo utilizzare invece un metodo Ecco, giusto. previsionale e quindi che vado a versare l'IVA sostanzialmente Giusto, questo è su tutte le importante. fatture che sono emesse e ricevute e da lì arriva la liquidazione entro il 20 di dicembre. Ecco, scusami caro, sempre quella persona Sì. di prima. Investimento si parla anche di software o di un master, No, giusto? sì, un software Un anche. software, assolutamente sì. Cioè ci vuole Sì, un sì, sì. investimento che sia di carattere innovativo, di Di un qualcosa carattere che sia innovativo. attinente all'attività che fa E signor ricordiamo è Francesco, importante capisce? poi andarlo a indicare anche all'interno della nota integrativa, Ecco, perché devo andare a indicare giusto. sostanzialmente dove l'ho, contabilizzato, quindi Giusto, se è in giusto. stato patrimoniale di un investimento ammortizzabile o va direttamente come spesa in Giusto. Se costo in l'hai conto spesato economico. oppure va Esatto, in stato in stato patrimoniale. patrimoniale, quindi Bello, mi piace questa interazione con perfetto, la ringrazio, grazie a lei. Quindi stavo dicendo un'altra cosa, non mi ricordo più, vabbè. no, Prego, stavamo l'ho dicendo interrotto appunto però. anche dell'acconto IVA, quindi Scusa. perché, sostanzialmente il nostro sistema, fiscale ci dice: "Non dovete pagare solo quello che è certo, ma anche quello che sarà forse Guarda, certo, l'anno dopo." Quindi da lì scatta gli perché scusa acconti. caro, la classica domanda che ci fanno a novembre, mi dicono: "Ma scusa Carola, scusa Massimo, ma io devo pagare già adesso, sulla Sì, base di quello, ma se io quest'anno faccio meno fatturato?" sì. Puoi fare il Puoi previsionale. fare il previsionale, certo. Però anche lì a onere a rischi, perché poi se non c'azzecchi, tra virgole Certo, sanzioni. esatto, perché Esatto. con è difficile da capire, ma in pratica, con questo strumento degli acconto, il metodo storico, tu sei sicuro, tra virgolette, di non sbagliare, perché mal che vada gliene Sì. dai di più allo Stato, quindi lo Stato è contentissimo. Se viceversa fai il metodo previsionale, ma non ci prendi, ovvero non stimi correttamente la tua flessione di fatturato, poi quando vai a fare la dichiarazione a giugno, che succede Carola? Che, Certo, che devi poi pagare dopo in devo più pagare di più, con le sanzioni, con le perché l'acconto sanzioni. lo dovevi versare a novembre e quindi Esatto, cioè capite che, cioè, esatto. quanto è importante. Sostanzialmente chi è che viene penalizzato? Il primo anno di qualsiasi apertura di Bravissima, partita IVA, questa è perché non perfetta. ho, diciamo, Lo quello storico, zainetto lo che mi storico. porto dietro, che mi dà un attimo di tranquillità, per cui ho già versato. Il primo anno io sono a 0, non ho versato Cioè il niente, primo quindi anno è un bagno di è un sangue, bagno, esatto, praticamente, perché devi dare esatto. il saldo Il e saldo l'acconto che si e basa, sì. Il cioè saldo che sarà quindi sostanzialmente il 100% perché non ho nessun acconto versato l'anno prima, più l'acconto invece per l'anno a venire. caro, fantastica. Pausa, 30 secondi, 1 minuto, poi torniamo. Okay, Ciao. ciao. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio.
Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ciao a tutti, eccoci, pausa Eccoci. brevissima, il regista ci ha messo agli straordinario. Non abbiamo neanche, mi sono tolto la giacca, no, a parte tutto, a parte le battute ragazzi, allora, stavamo discutendo perché mi è arrivato un messaggio di una persona in diretta su TikTok, Su TikTok. e mi ha fatto una domanda su Milano, no? Su quello che è successo a Milano. Allora, però, prendo spunto da quello che abbiamo detto prima, no? Delle tasse, ma questi vigili, anziché multare, vogliamo metterli magari, scusate se mi permetto, ma a controllare un po' la nostra amata città, perché mi giunge all'orecchio uno stato di insicurezza, adesso a parte gli scherzi, preoccupante. Quindi, allora, nel sistema fiscale nostro, questo bisogna dirlo perché grazie a Dio Radio Libertà non ci mette filtri e noi usiamo sempre un linguaggio consono, rispettoso, ma ci piace anche esternare il nostro disappunto o il nostro favorevole cose su determinate cose. Allora, nelle nostre tasse noi paghiamo tutto e abbiamo il diritto di vivere anche in una città sicura. Quindi credo che sia opportuno che i nostri quattrini siano destinati, oltre a mantenere la sanità, Assolutamente. anche a avere Sì. una città decorosa, che Decorosa. sia Perché sicura. non si può far solo cassa con Ecco, questi divieti di quindi sosta. avvocato cosa ne pensa di quello che è successo a Milano? Le ho risposto che è disdicevole, perché Assolutamente. chiaramente quello che è successo al ragazzo, pace all'anima sua, che è morto, magari non doveva succedere, ma questo non assolutamente giustifica il tipo di atteggiamento e il tipo di rivolta, perché è stata una rivolta a piazzale Corvetto, che tra l'altro anche in zona mia, perché io sono a Porta Romana. Milano, ricordiamo, ragazzi, per chi non è di Milano, è un Certo. buco, cioè non è Roma. No, Milano è no. concentrica, la periferia ormai è diventata il centro. Certo. Quindi, cioè, signori, non è possibile che una persona, io ho a mia sinistra una dolce fanciulla e non possa uscire di sera perché è terrorizzata, perché questo è quello che accade. Allora io dico, garantiamo nelle tante tasse che paghiamo, anche per cortesia, dobbiamo avere la garanzia che viviamo in città sicure e in uno Stato che garantisce quello che è la sicurezza, che è la prima cosa. Fatto questa premessa, ma ce l'avevo qua, perché Milano non fa una petizione per far dimettere il sindaco? Siamo partiti con... ragazzi, tratteremo questo aspetto in un'altra puntata, ma adesso torniamo all'aspetto Concentriamoci tecnico. fiscale. Esatto, però ci piace un po' spaziare ed è bello anche fare questo. L'aspetto fiscale, caro, abbiamo parlato della rottamazione, per chi ci volesse chiamare, scusate, piccolo break, 0292 94 7222, poi vi do anche la mail dove scriverci, che è l'avvocato risponde, tutto attaccato, @dirittissimo.com. Quindi potete scriverci, mandarci una mail, scriverci su WhatsApp, quello che volete. Noi rispondiamo sempre. Se non è questa puntata, la prossima. Magari ecco, facciamo prego, un caro, piccolo recap prego. per chi Sì, magari invece vai. si è collegato adesso. Quindi Di cosa sostanzialmente abbiamo parlato nella prima abbiamo mezz'ora? parlato delle principali novità fiscali. Da una parte abbiamo la proroga del versamento del secondo acconto, scadenza naturale 30 novembre, festivo 2 dicembre, Cioè, quindi, possibilità lunedì. esatto. Ma i nostri acconti siamo tranquilli. Acconti, No, ma dico, noi siamo abbiamo... tranquilli, noi siamo tranquilli, li ho elaborati, se la dottoressa tranquilli. della dice così, Siamo tranquilli. no, Proroga il secondo domani acconto abbiamo una riunione a tal riguardo, quindi non scappa esatto. niente, a parte gli scherzi, non scappa niente. 2000 quindi prorogata 2025, unica rata o 5 rate, 16 del mese fino a maggio. Seconda novità importante, la rottamazione delle cartelle. Ricordiamo poi altre scadenze di dicembre che saranno quello appunto Giusto. dell'imposta di bollo trimestrale, che è quella che è messa appunto Quando si paga, Carola, l'imposta di bollo? Che non lo so mai dobbiamo pagarla nel momento in cui emettiamo appunto fatture che non portano comunque l'IVA. Quindi E no, il nostro regime ordinario, ma quello forfettario, sì, no? ma anche quello ordinario che mette fatture invece che sono escluse dall'IVA, quindi fatture che comunque sono non finanziarie, magari se parte interessi o istituzioni appunto operazioni che sono escluse, penalità, quant'altro, e la possibilità di versare, se non raggiunge un determinato limite, in modo trimestrale. Anche questa è una scadenza del 2 dicembre. 2 dicembre. Poi importante scadenza quella dell'IMU.
Ah, madonna, è vero, l'abbiamo l'IMU detto perché abbiamo il no, saldo. sull'IMU bisogna dire qualcosa però. Diciamo Esatto, sull'IMU esatto. un po' il sistema dell'IMU, caro, a grandi linee, Esatto. come A grandi come linee, appunto, l'imposta sulle proprietà, sugli immobili che abbiamo, a meno che non siano immobili adibiti a prima, quindi casa, per cui sono sostanzialmente esenti dal pagamento dell'imposta. Viene versato anche questo in due rate, il primo acconto il 16 di giugno, a meno che non sia festivo e quindi slitta, certo. e il secondo invece al 16 dicembre. Eh. Onere da parte nostra è richiedere quindi ai clienti eventuali modifiche nell'anno in corso delle proprietà Giusto, immobiliari, giusto, perché è giusto, importante poi giusto, verificare bravissima. che le risultanze catastali Perché caro, sostanzialmente diciamo, l'IMU si paga anche se tu hai fatto un atto di acquisto a 2 giorni dalla fine dell'anno, sì, devono giusto? sì, a 2 Qual è la sì, devono differenza? essere i 15 cioè Sì, devo no, avere dico l'immobile per 15 ecco, giorni in un 15 mese. 15 15 giorni. giorni in un mese, Però sì. ecco, no, il concetto che volevo far passare è che se non è che tu lo compri alla fine dell'anno, non paghi le tasse, devi Ah pagare lo no, stesso. se lo compro il primo di dicembre, lo mantengo per tutto Eh, dicembre, su quel eh, su quel su quel pezzettino pezzettino devo andare a ecco, a volte questo pagarlo. si Sì, sì, inganna, no, sì. perché uno dice: ma io pensavo che non andasse pagato, Eh l'ho preso a no. fine anno". No, l'IMU va pagato E sempre. poi occorre anche contro l'altra verifica che non siano variate le aliquote, Giusto, per giusto. cui bisogna E poi verificare scusa col cara, un'altra cosa comune. importante da dire, magari possono esserci anche delle esenzioni, magari su fabbricati Sì, dove non sono agibili, no, anche esatto, questa verifica è da esatto, è fare, da no, fare. cioè a volte Sostanzialmente il primo check è la risultanza catastale, eh, anche lì attraverso appunto il codice fiscale del contribuente noi possiamo procedere a estrapolare i giusto. dati, inserirli nel database e dopodiché però il check sarà effettuato col cliente, perché è il cliente che ci deve dire se l'immobile è adibito a prima casa, se si tratta di un immobile a disposizione, se è locato, anche lì locato come Come? in il regime di Certo, libero mercato o con un canone invece certo. concordato. Insomma, sono diverse le fattispecie, sono calcoli. Proprio l'altro giorno m'è arrivato un messaggio da un cliente che mi ha detto, futuro nostro cliente, Ah, che m'ha bene, non hai detto esatto, niente cara. futuro nostro sì, non t'ho Ah, ancora che bella avvertito, notizia che mi dà futuro Carla nostro Zaborri. cliente che m'ha chiesto se potevamo verificargli l'IMU perché ha sempre proceduto, diciamo, tra virgolette, "col metodo fai da te", che noi comunque sconsigliamo, su internet, perché c'è l'applicazione, se io cerco su Google banalmente IMU c'è la possibilità di calcolare, però poi dopo lì, insomma, c'è sempre un po' il beneficio del dubbio. Avrò fatto giusto, non avrò Brava, fatto brava, giusto? brava, Mh. brava. Quindi ragazzi, attenzione perché Attenzione. attenzione a tutto. Quindi vedete come dicembre sia a volte vedete anche noi ci dimentichiamo, Sì, perché passano le scadenze, poi passano abbiamo anche altre cose. Quindi il lavoro del commercialista è un lavoro che sta avendo veramente grandi difficoltà sì, anche a livello gestionale, perché davvero se non sei strutturato e non hai possibilità assolutamente. di avere una persona che fa la contabilità, una persona che segue gli adempimi e soprattutto i software, Il caro. Noi abbiamo una software grande senza far pubblicità, ma abbiamo un software davvero di grande livello. performante, direi. Abbiamo fatto un grande investimento, però anche lì è chiaro che l'investimento va fatto, cioè non si Sì, può sì, sì, perché abbassi il rischio dell'errore praticamente, non dico a 0 perché tutto si può sbagliare, però certo, diciamo che, ci sono ancora strutture dove magari hanno i software dell'Agenzia delle Entrate, cioè si rischia assolutamente. tantissimo di commettere errori, perché evidentemente la fatturazione elettronica, oramai che tutto transita in modo elettronico, se hai un buono strumento, è un commercialista, dico 4.0, chiamiamolo come volete voi, di nuova 5 ormai, punto 0. 5.0, esatto, credo che la vita la semplifichi per tutti, no, sia Appunto, per te come cliente, sia per noi e soprattutto il lavoro è più efficiente. Perché magari assolutamente. uno è in grado di far le stime, è Sì, in grado di vedere tante cose, no, perché adesso siamo già a fine anno, sì. Invece ci tenevo a fare un Prego caro. inciso sull'ultima scadenza che è quella dell'IVA, l'imposta sul valore aggiunto che, come ricordiamo sempre ai nostri clienti, l'IVA è un'imposta, non è né un costo né un ricavo, per cui nel Brava. momento in cui io emetto una fattura con IVA devo prestare attenzione perché l'incasso chiaramente finanziario è maggiorato, però quello spendibile è sostanzialmente l'imponibile, perché poi l'IVA va versata a meno che non abbia costi con IVA invece detraibile, allora vado a compensare. Questa Però IVA ricordiamoci che l'IVA non è né un costo né un ricavo, ma un'imposta. Quindi, ai clienti, come dire, un po' meno pratici consiglio di bravo. accantonarla, Questo è un po' perché poi l'errore va che si fa, versata. questo è un po' l'errore che si fa. Esatto. Quando incassi la fattura sei tutto Eh bello sì, contento perché tu la incassi. Ora
noi sconsigliamo di avere 2 conti correnti. 2 conti corrente no, Che se c'è però anche questa teoria, però no? ricordiamoci che appunto non è né un costo né un ricavo, quindi noi sulla fattura Certo. dobbiamo tenere presente, cioè se dobbiamo spendere, spendiamo l'imponibile, Sì, che poi esatto. dovremo spendere l'imponibile al netto delle imposte, però ecco, però quantomeno quindi già se però tieni già l'imponibile è già è già qualcosa. qualcosa, è già Poi altra qualcosa. cosa di prima, Carlo, sul forfettario, altro strumento Sì. che vai, si paga meno di tasse. Però la cosa negativa del forfettario è che le butti fuori tutte insieme, perché non hai la Assolutamente. ritenuta d'acconto. Vorrei che Certo, spiegassi un attimo questa perché cosa, nel Carlo. momento in cui io sono in un regime ordinario, ad esempio svolgo attività professionale come persona fisica con partita IVA, sostanzialmente io emetterò una fattura che prevede un imponibile, l'IVA, la cassa, perché essendo iscritta a un ordine che può Certo. essere commercialista, Medico, avvocato, geometra, comunque qualsiasi qualsiasi cosa. ingegnere e quant'altro, e ho quindi un totale. Sostanzialmente io però l'incasso ce l'ho al netto di che cosa? Della ritenuta d'acconto, perché chi me la paga fa da sostituto d'imposta. Certo. Quindi è vero che nel mio cassettino, nel mio portafoglio entrano un po' meno fondi, un po' meno soldi, un po' Certo. meno cash, però quei cash sono recuperati poi in dichiarazione dei redditi, perché sostanzialmente sono una parte di imposte che il mio sostituto m'ha anticipato. Vedi, questo è Esatto. questo è Cioè importante. non paga me, però per me paga il E fisco. invece il forfettario Il no. forfettario no, E il quindi le forfettario non è imposte le soggetto. paga tutte a giugno o a dicembre Tutte. adesso. Cioè, Quindi sostanzialmente è vero che magari io ricevo meno fondi e ho un'entrata, un flusso finanziario inferiore, però in dichiarazione sostanzialmente ho una parte che di imposte che mi è stata già pagata. Perché adesso facendo 2 conti, no, Sì. 85.000 è il limite del fatturato, Sì. 85.000 per il coefficiente che sono i costi. 67, non Esatto, so. vai intorno ai 60.000 €. Se fai 60.000 per 15% son 9.000 €. Sì, Cioè certo. ragazzi, 9.000 € non è poco da buttar fuori tutti insieme, e No, quindi certo. capite che, cioè, voglio dire, valutiamo questo aspetto. Il coefficiente di redditività, che è quello che il fisco calcola in base all'attività che fai, che più o meno è il 20%, Sì, no? più o meno il 20%, quindi che cosa vuol dire? Che io forfettariamente il fisco dice: "Tu per quell'attività che svolgi, i tuoi costi equivalgono al 20% del tuo Però come al solito, fatturato." scusa caro, faccio un po' l'avvocato del diavolo, oggi, cioè è un conto un po' della serva, in negativo per il Sì. contribuente, perché come hai detto tu, il 20% ha voglia del 20%. Se uno apre un'attività nuova Assolutamente. brava, cioè allora diciamola sta cosa, perché a 'sto Diciamo punto che va bene per chi fa un'attività appunto magari di mera consulenza, perciò non brava, ha investimenti, non bravissima. necessita neanche, come dire, di un'unità locale, di una sede operativa, perché comunque può svolgere la sua attività magari a casa, per Il telefono o classico, quant'altro. diciamo, nomade digitale, no, quello che Sì, lavora col suo col computer. suo Perfetto, computer. perfetto. Ma O il classico invece codice Ateco della consulenza invece aziendale. chi ha investimenti, No, affitto, fate presto ragazzi, esatto. mettete i costi, supereranno l'aliquota del Pensiamo 20%. solamente, non so, a un artigiano, non so, un'attività di, non so, di barbiere, Barbi parrucchiere, che brava. comunque deve Noi comprare, abbiamo anche alcuni che fanno esatto, deve acquistare anche tutto quello che è necessario per poter svolgere l'attività, e quindi i prodotti, il salone, insomma, cioè è tutti gli negativissimo attrezzi, per loro questo. assolutamente. Però anche lì Bisogna fare comunque una valutazione di convenienza tra sì. quelli che sono i miei ricavi previsti e quelli che sono invece poi i miei costi. Però caro, non ti senti di dire che forse è stato un po' spinto in eccesso il Beh, forfettario? all'inizio Credi? sostanzialmente era nato appunto come un proseguo del regime di vantaggio per i giovani, per l'imprenditoria Brava, giovanile, perché brava. comunque l'obiettivo era di favorire i giovani che volevano, aprire un'attività dove i costi di startup erano ridotti quindi al minimo, no, Brava. poi invece sostanzialmente si è aperto a una platea più ampia. Sì. No, volevo dire però che nell'immaginario comune c'è ancora, noi lo vediamo tutti i giorni, l'idea: "Ah, non devo superare gli 85.000". No, Sì, ma non è che, cioè, quello che sì. vogliamo dire a grandi linee, non è che superati 85.000, vai in regime ordinario, c'è la fine del mondo. No, Non anche è perché poi c'è lo così. scalino di 85, 100, insomma Hai tutti i è costi che diverso. poi puoi E poi inserire, no? oltretutto è uno dei regimi più, come dire, insidiosi dal punto di vista della normativa fiscale, È perché vero. No, comunque c'è spiega, una checklist che aiuto. deve essere È vero. sostanzialmente compilata, perché cambia a seconda che, non so, io, sia socio di SRL, sia socio di persone, insomma, forfettario non vuol dire semplice, Bravissima. anzi, Cioè l'ingresso del sempre quello che dicevamo l'ingresso. prima, Carola ha detto una cosa giustissima, la partita IVA se volete ve la apriamo in 10 minuti, però una volta che tu Certo, dichiari che sei nel forfettario, devi dichiarare quello che ha detto la dottoressa sì. Carola,
una una serie serie di di cause ostative e quindi devo dichiarare la non adeguatezza a queste cause ostative, cioè di non averle che sono sostanzialmente, che son difficilissime. difficili. Gli stessi professionisti, ve ne posso assicurare che non è che siamo i migliori, ma non siamo neanche i peggiori. Se si mettete in 2 a leggere quel manuale dove ci sono le cause esclusive, vi posso assicurare che è difficile da Sì, 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 interpretare. anche perché ci sono diverse circolari, La poi pareri la dell'Agenzia delle classica Entrate. cosa, caro, che tutti un po' fanno è la società che hanno, lui Lui apre la apre la partita partita IVA e IVA e fattura fattura. no, però perché Se io no, sono socio non può amministratore non non posso. E il puoi, cioè codice Ateco soprattutto è lo è lo stesso. stesso, fai la stessa attività, quindi ribadisco, si rischia, perché evidentemente un buon Assolutamente. consulente ti deve dire che rischi un accertamento da parte dell'Agenzia Come delle dico Entrate. sempre, occorre fare una prima visita dove si studia l'attività del cliente, il business, e quelle che sono poi le diverse opzioni Esatto, che esatto, possono essere fatte. Quindi vabbè, esatto. anche lì per rappresentarvi quanto è complesso a volte, no, anche, il sistema decisionale e anche scusa caro, un'altra cosa importante, perché noi apriamo anche società, sul discorso apertura delle società è la stessa cosa, no, Certo. cioè la scelta del notaio, la scelta dello statuto anche. L'oggetto sociale, anche perché deve essere chiaro, Mh, definito, nel senso oggetto sociale è sostanzialmente quello che fa la società, che non certo, è comunque una personalità giuridica. Nel momento in cui io apro un oggetto sociale e decido di fare consulenza, il giorno dopo non posso pensare di vendere frutta e verdura, perché se bravissima. se l'og Certo, certo, è il classico prevalenza dei ricavi rispetto all'attività che esatto, tu apri. esatto, anche Cioè perché, altrimenti occorre una modifica dello statuto e bisogna andare dal notaio. ancora dal E poi notaio. gli statuti e gli oggetti sociali devono essere veramente chiari, non si può, diciamo, mischiare troppe attività all'interno perché E non è soprattutto anche fattibile. valutare se ci sono più soci, le condizioni del Esatto, recesso, tutta una serie di cose che lo statuto standard, per l'amor di Dio, va bene, ma anche in questo caso una consulenza prima è fondamentale. Un altro mi offri il fianco per un'altra eh. domanda, caro, che è sempre che ho visto anch'io, abbiamo visto anche insieme, sul famoso TFM, Ah cioè sì, il addirittura si trattamento chie di fine ma si mandato, chiede cosa? Che certo. nello statuto ci sia, no, Che cioè ci sia comunque che debba essere definito, che il trattamento di fine mandato, la sorta, tra virgolette, di "TFR" per l'amministratore, deve esatto. essere definito perché altrimenti non posso neanche No, contabilizzarlo in bilancio. esatto, la corrente di pensiero un pochettino più stringente, quella ovviamente dell'agenzia, dice che se tu non hai messo nello statuto la possibilità di erogare il TFM al povero amministratore, almeno quello diamogli la possibilità, addirittura sarebbe preclusa, secondo la tesi dell'agenzia, la corresponsione del TFM, che è una cosa assurda e però Assolutamente. purtroppo poi c'è da discutere, allora anche in questo caso ci vuole un attimo a inserirlo, basta metterlo. Ah, Però come anche un po' gli emolumenti, se eh, sono deliberati brava, li posso contabilizzare, laddove decido io amministratore per favorire la società di non, diciamo, erogarmi l'emolumento, devo far comunque una delibera che prevede la sospensione, perché altrimenti, in certo. bilancio devono essere Devono esse accantonati, esatto, devono devono essere accantonati. devono essere accantonati. Quindi, signori, è il solito anche problema di come remunerare a volte i soci, l'amministratore della società. Bisogna fare delle politiche fiscali corrette, analizzare, Assolutamente. cioè TFM, deducibilità dei costi, quando ammortizzare, quando non ammortizzare, discorso royalty, tutto quel tema Ecco. lì anche c'è anche, no, Un nel altro sen tema importante poi prego in caro. tanti che chiedono è: allora non apro una SRL ma apro una SRLS, che è la società Ah, brava. responsabilità, limitata ma semplificata. Sì, va bene, e diciamo che è uno statuto blindato se io so per certo che poi non farò nient'altro, perché altrimenti quello che recupero in mancati costi di notaio li recupero dopo dovendo Però andare dal notaio per fare delle scusa modifiche. caro, sinceramente anche in questo caso, giusto per essere molto Sì, chiari, come se non avete capito io non sono diretto, ma di più. Cioè uno che viene da noi ci dice: "Vuole aprire la SRLS", cioè signori, ma no. se tu il capitale è 1 €, come vai avanti a paga Esatto, esatto. Cioè cioè mi viene un po' da ridere, esatto. con tutto il rispetto, non Anche voglio un po' nella SRL quando dicono: "Sì, il capitale lo sottoscrivo a 10.000 ma verso solo 2.500". Ricordiamoci che 2.500 si esauriscono praticamente solamente per la brava, pratica del notaio, per la costituzione, non tanto per l'onorario, ma quanto per tutti i bolli, la tassa di vidimazione sociale che deve essere pagata. A quel punto devo versarli subito dopo. Tanto assolutamente. vale allora, Brava, brava. Quindi la prima cosa da fare anche in questo caso, non è che tu consigli male il cliente, consigli bene, no, cioè nel senso di ovviamente devi credere nell'investimento, probabilmente se no assolutamente.
credo che compito anche di un professionista sia forse dissuaderlo ad aprire un SRL se giustamente, come diceva Carola, se i fondi sono limitati. Allora apri una partita IVA, Apri una partita perché IVA. la società è una società, chiaramente ci vuole un fondo iniziale, 10.000, se non son 10 son Anche 7, 8, perché ma ricordiamo che anche una società, anche se risulta sostanzialmente aperta, attiva, però poi dopo non produce, comunque soggetta a tutti quelli che sono gli adempimenti, certo, gli certo. adempimenti fiscali, Insomma un e bagne di sangue. oltretutto la liquidazione, la messa in Ecco liquidazione, la pure, chiusura non è così agevole, non è proprio una pratica easy da fare. certo, certo, è come una quasi un bilancio, perché bisogna Esatto. fare il bilancio e anche lì sono ulteriori Anche costi. se ci son 3 voci all'interno, però comunque è una pratica da fare, Devi quindi fare la non è che apro e dichiarazio chiudo no, infatti. così come Devi fare la come voglio. dichiarazione, devi fare ovviamente devi pagare pure notaio, se non passi al notaio, c'hai Esatto. pure la liquidazione col notaio, insomma. Va bene signori, e allora io vi do ancora il numero se qualcuno in extremis volesse chiamare Sì. 0292 94 7222, scriveteci a l'avvocato risponde, ora questa mail non mi entra in testa, adesso prendo ancora Sì, sto invecchiando. guardiamo, L'avvocato ma risponde direttissimo.com, scriveteci e noi siamo anche in diretta qua su TikTok se su qualcuno volesse TikTok. fare domande. Allora caro, che cosa possiamo aggiungere ancora sul discorso fiscale prossimo? Allora, il nuovo anno che cosa prevedi Eh. che possa arrivare? Si parla ecco, 'sto concordato Beh, ecco, il preventivo concordato non abbiam preventivo, parlato, però ci appunto, il vuole un concordato accenno, preventivo in che cos'è? chiusura. Sostanzialmente un istituto, Mh, volto all'adempimento spontaneo di che cosa? Degli obblighi dichiarativi, nel mh, momento in cui sostanzialmente viene blindato ecco. quello che sono le mie imposte che dovrò pagare sul prossimo biennio 24 e 25, tenendo in considerazione quello che è lo storico. Cioè tu vai praticamente ragazzi, Concordare, ad accordarti con ad il fisco, accordare con il fisco. però il patto un pochettino stringente è che lo devi accordare i prossimi 2 anni. Questa è un po' Certo. la cosa che Quindi frena un po' la gente, credo. sostanzialmente la prima valutazione che deve esser fatta, che è stata fatta quest'anno su chi ha aderito e su quello che è il volume d'affari 2024, per Eh, capire se già il volume d'affari 24 è superiore del 23, eh, una valutazione di convenienza deve essere fatta per eh, poter bloccare quelle che sono le imposte. eh, Sostanzialmente perché è nato? Perché appunto il fisco vuole favorire l'adempimento degli obblighi dichiarativi da parte dei certo. contribuenti, quindi in un certo Famosa senso compliance ecco, fiscale, no, ricordiamoci che hanno anche lì aperto la finestra, mi ecco pare che la giusto. deadline sia il 12 dicembre per aderire. Esatto. Quindi ripeto, C'è mentre ancora prima era giugno, dato che dai dati che oggi ho letto su Sole 24 Ore, il 12% della platea dei contribuenti, quindi è aderito. molto bassa, ma evidentemente bassa. Ancora diamo un'altra Sì. stoccatina, perché scusate, se tu introduci questo metodo, che non diciamo che è sbagliato, ma in maniera così frettolosa, perché è stato fatto Ah, frettolosamente, certo. a dice Non era a chiara neanche la a normativa. giugno. Ma secondo voi col sistema fiscale italiano, un contribuente italiano che non ha neanche i soldi per piangere ormai, si impegna per i prossimi 2 anni? È normale che ha avuto questo esito. Quindi, scusate, ma anche se ribadisco fosse stato lo strumento se dicevi a uno non pagare niente, è chiaro che lo facevi, ma qua non ti dicono di non pagare niente, ti dicono a maggior in più. Ti dico già cosa devi pagare da qua ai 2 anni e se l'attività va male, sì, ci sono delle esimenti, ma son difficili da interpretare. Certo. Cioè è uno strumento ancora una volta, parlano tanto di semplificazioni fiscali, che credo non volga in quella direzione. Sì. È quello che è il mio pensiero. Quindi, di fatto non è E male, ma sono caro anche prego, strumenti poi prego. che rendono anche difficile l'attività lavorativa, nel senso che Brava. comunque c'è un costante continuo aggiornamento voglio dire che ci rende anche meno disponibili a quella che è l'operatività di tutti i giorni. Molto spesso, ci troviamo come tutti, io o altri tanti appunto colleghi, a una serie di domande a cui comunque dobbiamo, ehm, riflettere prima di dare una risposta, ma non perché non sappiamo, perché dobbiam proprio studiare, perché Certo, sono certo. Allora in avvocato continua Collovati ci fa i aggiornamento. complimenti, dice che, Ah, dato che nessuno ci chiama, leggiamo il messaggio dell'avvocato Collovati, dell'avvocato Celeste. che dice: "A volte non capisco perché non chiami, ho di fronte a puntate così interessanti". Grazie Celeste Grazie, dello grazie sponsor, Celeste. grazie che ci hai seguito. No, a parte tutto però, insomma speriamo di avervi portato dei concetti un po' nuovi Sì, dai, noi cioè abbiamo cercato non sostanzialmente è di darvi facile. dei concetti in pillole, in un linguaggio abbastanza semplice e comprensibile.
comprensibile un po' per tutti, perché poi anche lì non è così chiaro per chiunque. No, assolutamente. Stavo dicendo che quindi, sul discorso concordato abbiamo ancora un paio di minuti, andiamo avanti. Ok. Quello concordato, quindi si Soggetti poi riaprirà ISA, ancora, sì, esatto, finestra 12 dicembre, chi può farlo? Eh, Soggetti ISA, che sono ecco, i brava, soggetti brava. tenuti agli indici di affidabilità Non le società, fiscale, no? giusto? Non le Sì, società. le società, Anche scusami, soggetti sì, ISA, anche società, e regime invece forfettario, che però da una prima valutazione non è la convenienza, diciamo, c'è, ma su ricavi importanti, perché su ricavi Brava. bassi sostanzialmente c'è un minimo che deve essere garantito Brava. allo E Stato. poi, scusa caro, un'altra cosa importante è che andarsi a impegnare già sui costi, perché magari i costi possono essere variabili. Esatto. Con quello tu dici già, Esatto. questo è un aspetto rilevante, perché Esatto. magari uno, se è già sicuro, ma cosa che è difficile, che uno guadagnerà tanto di più l'anno prossimo, allora è corretto Sì, farlo. Cioè, in diciamo questi che la casi, valutazione sul 24 si può fare, perché ormai certo, siamo a fine anno. giusto, Su giusto. quella del 25 invece Diventa un appunto un po' pochettino meno. più. Comunque ribadisco, c'è la possibilità ancora. L'opzione non ho ancora capito se occorrerà mandare un'integrativa, questo non mi è chiaro. Sì, perché poi ho letto una notizia proprio poco prima di venire in radio, non l'ho approfondita, comunque con Perché un'integrativa. questa scelta era inserita In nella sede, dichiarazione. nella dichiarazione. Quindi dovrebbe essere Esatto, data la un'integrativa. possibilità, con una dichiarazione integrativa, che ricordiamo cos'è la dichiarazione integrativa, è semplicemente rimandare un'altra dichiarazione Integro. corretta, dice la parola Corretta. stessa. Quindi dove tu esprimerai questa scelta e dirai che sei intenzionato a, tra virgolette, aderire al concordato al concordato. preventivo. Quindi è una scelta abbastanza banale che voi potete comunicare al commercialista, previa ovviamente verifica con lui del vantaggio della scelta, Certo. se vale la pena oppure no. E quindi Assolutamente. insomma è così. Allora a questo punto ci siamo, manca qualche minuto ancora? Siamo ancora a 2 minuti, vediamo se qualcuno volesse chiamare. Nel frattempo, le prossime puntate cosa ci aspetterà? Potremmo ancora fare una puntata Ma direi fiscale? anche sì, una puntata fiscale, Sì, magari dopo la legge anche di brava, bilancio, esatto. sarebbe. Sì, perché un'altra cosa che possiamo indicare, non ci sono buone notizie per chi possiede autovetture aziendali. Sì, è vero, è vero. Purtroppo. Io spero che la correggano questa cosa. Così, un'altra cosa, concedimi, speriamo che tolgano anche la tassa sui bitcoin e sulle criptovalute, Sì. perché veramente passare dal 26 al 48 è una No. vergogna. Scusate, io a questo punto lo devo dire, perché cioè è una cosa di disdicevole, cioè non si può tassare. C'è una telefonata all'ultimo. C'è una telefonata Dai, all'ultimo. sui bitcoin, no. Prego, buonasera. Buonasera, sono Maurizio di Sì, Verona. prego. Ho sentito parlare di TFM. Sì. Quant'è sulle SRL? Volevo sapere la tassazione quant'è su TFM? Allora, lì il TFM è molto semplice, va dentro il compenso nella sua monte contributivo, monte dichiarativo, quindi in base a quello che lei percepisce sarà tassato in base al suo scaglione di reddito, quindi entra dentro, diciamo così, nei suoi ricavi e il suo reddito globale il TFM, capisce? Quindi se lei deciderà di farsi corrispondere il TFM dalla SRL, lo percepirà e lei su quello pagherà i compensi sulla base dell'aliquota progressiva sua, capisce? Sì, però se l'amministratore non ha compenso lo svolge gratuitamente a un rimborso spese. Però diciamo che, ecco, su questo è un tema rilevante, però è chiaro che il TFM, se non hai compenso, insomma, non è che va tanto d'accordo, questo per un ipotetico controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, perché va da sé che se un amministratore è come un TFR per un dipendente che non prende. Se lei è un amministratore e non percepisce compenso, l'Agenzia delle Entrate dice: ma scusa, ma tu ti paghi il TFM, capisce? Quindi anche in questo caso, poi se vorrà potrà scriverci, va valutato molto bene questo aspetto. Il TFM è un ottimo strumento, ma va valutato bene, con attenzione, perché ha delle insidie. Una di queste è quella che le ho detto. Non so se sono stato chiaro. Certo. Sì, ho capito. Ok, qualsiasi cosa poi ci scriverà. Grazie di aver chiamato, richiami ancora. Grazie. Buona giornata, buona serata. Interessante la domanda, interessante, molto. è molto interessante. Perché ha visto, anche lì, TFM però giustamente... È trattamento di fine mandato, però prevede che appunto tu un mandato l'abbia avuto e sia stato corrisposto. Come fai a prendere il TFM se non prendi un compenso? No. Cioè, capite, signori? Quindi è una cosa da cui stare molto attenti e valutare bene, insomma. Ci siamo. Allora, 30 secondi. Grazie alla regista. Grazie. Perfetto. Esatto. Siamo svizzeri. Grazie di aver seguito.
buon weekend. Grazie, buon No, weekend. Sant'Ambrogio è l'altro? Sì, è l'altro, è l'altro. Le luci si accendono Allora, il prossimo weekend. Giusto grazie Massimo per avermi Bravissima, invitato. Carol, complimenti. Alla Per avermi prossima. invitato. Alla Ci sarà prossima un'altra legge di occasione. bilancio. Buona serata. Ciao. Buona serata, Ciao. grazie, ciao. Avete ascoltato l'Avvocato